Nonostante la stagione sia nel suo pieno svolgimento, inizieranno a breve a Chiavari alcuni lavori per ripristinare le scogliere danneggiate dalla mareggiata di fine ottobre dello scorso anno. Il calendario dei lavori è stato concordato dall'amministrazione comunale con i titolari delle spiagge al termine di alcuni incontri. Le difese a mare del litorale risultavano indebolite soprattutto nella zona compresa tra Preli e Lord Nelson Pub, in maniera tale da compromettere la stagione estiva dei gestori degli stabilimenti balneari in caso di nuove mareggiate. Grazie al sostegno di Regione Liguria, il Comune di Chiavari ha ottenuto 150.000 euro da utilizzare per gli interventi di manutenzione e ripristino dei danni, fondi che saranno impiegati per rinforzare le scogliere migliorando e consolidando la difesa del litorale cittadino. L'assessorato ai lavori pubblici ha stabilito un calendario dei lavori suddividendo l'intervento in 2 lotti in base alle richieste degli stessi gestori. Il primo, che partirà a breve, interesserà le scogliere dei bagni Gabbiano, comunali e della spiaggia attrezzata Oasi. Si procederà con un intervento dal mare con l'utilizzo di un pontone, una diga alla volta delle 2 presenti in questo tratto. L'accesso alla spiaggia sarà consentito mentre sarà momentaneamente sospesa la balneazione solo per la durata dei lavori. Il secondo lotto riguarderà i restanti tratti di litorale tra i bagni Bergamo, Ciccio, Gianni Estè, oltre ad un successivo intervento all'interno delle dighe che al momento non è realizzabile. Per questo completamento si dovrà attendere la fine della stagione balneare, così come richiesto anche dai titolari delle concessioni. Secondo l'assessore ai lavori pubblici Massimiliano Bisso, con questo intervento l'amministrazione ritiene di poter sostanzialmente aumentare il grado di protezione del litorale, soprattutto in caso di mareggiate invernali. Allo stato attuale il Comune di Chiavari è in attesa di ricevere un documento dall'Agenzia delle Entrate e una ordinanza da parte della Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure per poter fissare la data precisa di inizio dei lavori.